distrofie corneali sono delle alterazioni della cornea che possono insorgere nei vari strati della cornea. La cornea è composta da 3 strati, lo strato endoteliale più interno, quello intermedio lo stroma e quello più esterno l'epitelio. Generalmente si presentano bilateralmente, possono insorgere anche in età giovanile e generalmente si trovano più casi nella stessa famiglia. Possono essere di varia severità e in alcuni casi possono portare ad una calo della vista, tale per cui è necessario ripristinare lo strato della cornea che appunto è malato. Oggi siamo in una nuova era della trapiantologia della cornea, perché riusciamo a trapiantare solo ed esclusivamente quella porzione di cornea malata e quindi riusciamo a fare dei trapianti lamellari molto sottili, e questo perché ci sono delle banche degli occhi appunto che ci permettono questo e ci forniscono dei tessuti estremamente sottili e preparati ad hoc per ogni paziente, al fine di poter ripristinare solo quella porzione di tessuto malato. In questo laboratorio vengono selezionati e processate le cornee che poi vengono utilizzate dai chirurghi oculisti per i trapianti. Da qualche anno ci siamo anche specializzati nella preparazione dei lembi per la chirurgia lamellare. Il vantaggio di preparare i lembi per il trapianto lamellare in laboratorio è fondamentalmente quello di poter controllare la qualità del lembo immediatamente dopo la preparazione. Così facendo è possibile ripetere la preparazione nel caso in cui alcune caratteristiche della cornea dopo la lavorazione in laboratorio non siano perfettamente adeguate al tipo di lembo che il chirurgo si aspetta per la propria chirurgia. Oltretutto, avendo alle spalle una banca degli occhi, abbiamo anche numerose cornee in sostituzione nel caso in cui la preparazione stessa subisse qualche problema imprevisto. La cosa molto bella che si riesce a fare oggi è che si è arrivati a spingere talmente tanto il trapianto lamellare, tale per cui siamo arrivati a trapiantare praticamente solo cellule. Infatti nella distrofia corneale di Fuchs riusciamo a trapiantare un lembo sottilissimo, che pensate essere quasi dello spessore di un capello, in cui c'è soltanto una membrana basale, quindi una struttura sottilissima nella quale sono appoggiate soltanto le cellule endoteliali, con un rischio di rigetto bassissimo, stimato sotto l'1% rispetto a quello che viene appunto pubblicato in letteratura, e che quindi garantisce al paziente una visione molto buona, dei tempi di recupero molto veloci e un rischio di infiammazione e quindi di rigetto molto ridotto. In tema di distrofie corneali, da poco abbiamo istituito un ambulatorio distrofia endoteliale di Fuchs. Questo ambulatorio è stato fortemente voluto da tutte noi perché ci siamo rese conto prima di tutto che di tutte le distrofie corneali, la distrofia corneale endoteliale di Fuchs è quella che ha la maggiore incidenza. Infatti si stima che circa il 4% della popolazione sopra i 50 anni ne è più o meno affetta, con segni più o meno gravi. Per quanto riguarda appunto l'ambulatorio, è anche stato fortemente voluto perché negli ultimi anni ci sono state molta ricerca di base che ci ha portato a intendere e capire meglio questa distrofia. Io ho avuto la fortuna di collaborare con il centro di Harvard a Boston, che ha appunto dedicato un Fuchs Laboratory, e in questo laboratorio abbiamo avuto modo di studiare come i fattori tipo legati ai danni da luce o i danni metabolici, i danni ormonali possano peggiorare la distrofia endoteliale di Fuchs.
Sulla base di questo, poi, gli studi cellulari hanno permesso di vedere bene come le linee di cellule di pazienti affetti da Fuchs si comportino in modo diverso rispetto alle linee di cellule endoteliali di pazienti non affetti da Fuchs. E anche questo è stato molto illuminante, perché ci ha permesso di capire che i pazienti affetti da Fuchs hanno un pool di cellule endoteliali periferiche sane, che andrebbero sfruttate. Quindi diciamo che l'evoluzione di questi pazienti sarà, e si spera sia, quella di non doverli più sottoporre a trapianti di cornea, ma di utilizzare il loro reservoir naturale di cellule endoteliali periferiche per poter salvare appunto la visione centrale, trasferendo queste cellule verso il centro. E se ci pensate, questo è quasi emozionante pensare che una patologia che si è sempre pensato di dover trattare con un trapianto di cornea diventerà, e ne sono convinta che nell'arco di pochi anni in clinica sarà così, diventerà una patologia per la quale non servirà probabilmente dover sostituire cellule, quindi esporre pazienti a rischi di rigetto. Probabilmente saremo in grado di fare terapia cellulare, terapia molecolare, e saremo anche in grado di fare magari terapia genetica in questi pazienti. Ovviamente questo è un percorso, perché non è semplice arrivare così, approdare alla clinica in modo così efficace, però ci sono buoni presupposti appunto per poter arrivare a questo.